Ha beneficiato di un finanziamento garantito dallo Stato per 25.000 euro e subito dopo l'accredito ha utilizzato l'intera somma per effettuare scommesse su piattaforme di gioco online. È uno dei 51 imprenditori finiti nell'inchiesta della Guardia di Finanza che hanno ricevuto senza averne diritto oltre 1,5 milioni di euro sotto forma di prestiti garantiti o contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza economica a causa della pandemia. L'indagine estesa a diverse regioni italiane è arrivata anche in provincia di Treviso. Indagati 8 imprenditori di Castelfranco, 8 di Conegliano, 6 di Treviso e 5 di Villorba, operativi nel settore commerciale, alberghiero, ristorazione e manifatturiero. In molti casi sono stati scoperti a spendere le somme per finalità personali del tutto estranee a quelle per le quali gli aiuti statali sono stati concepiti. Automobili, orologi e costosi cellulari, diversi denunciati poi hanno versato tramite bonifico somme a propri familiari per spese di abbigliamento e prodotti per la casa. I controlli a tappeto in provincia di Treviso hanno riguardato più di 80.000 soggetti. Platea che è stata analizzata tramite un incrocio delle diverse banche dati a disposizione della Guardia di Finanza, faceva emergere degli indicatori di allarme relativi a possibili irregolarità nella percezione degli aiuti. L'inizio del coronavirus ha portato bene, altri dicevano non so più dove andare ad aprire i conti correnti in giro per il mondo. Così parlavano al telefono gli imprenditori coinvolti nella maxi frode per 440 milioni di falsi crediti tra sisma bonus e bonus facciate illecitamente percepiti e scoperti dalla Guardia di Finanza, 35 le misure cautelari eseguite, 78 gli indagati in tutta Italia. In futuro gli speculatori senza scrupoli non avranno pace, promette il colonnello De Giacomo. Non pensino di farla franca, perché grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, all'incrocio delle banche dati, a software di analisi avanzatissimi, noi siamo in grado di monitorare tutte le posizioni dei soggetti che hanno percepito fondi pubblici.